Big match al Piero De Paoli di Chieri, la capolista padrone di casa ospita una Sanremese che quando deve fare il salto di qualità cade, vedere per credere il posticipo del turno scorso la sconfitta interna con la Lavagnese. Chieri prima in classifica e con una sola sconfitta all'attivo ma ben 4 vittorie nelle ultime 5, un percorso netto in casa. Sanremese che nel primo quarto d'ora argina le offensive dei padroni di casa, tanto che l'unico pericolo arriva con un tiro carambolato che Malaguti deve alzare in corner al minuto 17, però un'azione in verticale del Chieri mette Balan in condizioni di tiro. L'attaccante locale ha un ottimo spunto e soprattutto un'ottima finalizzazione. Bregliano protesta per un tocco di mano in partenza dell'azione del gol del vantaggio. Poco dopo il capitano sanremese entra così a centrocampo, secondo giallo, rosso e Matuziani in 10 per praticamente tutta la ripresa nelle immagini di Nico Cosentino che rendono bella anche un'uggiosa giornata piemontese. Meno bello è il minuto 56, quello in cui il Chieri su calcio d'angolo trova il raddoppio. La zampata vincente è quella di Pautassi. Il Chieri trova la 10ª rete in casa in 5 partite ma subisce la seconda perché al 65esimo entra Ferrari, il numero 9 ci mette 5 minuti a trovare la rete che dimezza lo svantaggio e riapre la gara. Ultimi disperati tentativi per la formazione ospite con mischie poco producenti, poi è game over. Il Chieri continua a macinare punti, la Sanremese dovrà ripartire per l'ennesima volta domenica al Comunale, arriva il Novara.